bisogna scrivere qualcosa, dichiarare qualcosa. Marcato. Non è sono dichiarazioni. Senza cravatta. Si procederebbe con le stesse modalità alla conferma della convalida quindi dei eletti, ma nella realtà poi il sottoscritto consigliere scoprì che vi era un consigliere che era un capogruppo del Partito Democratico che in realtà era totalmente incompatibile avendo ricevuto somministrazioni del denaro pubblico in modo continuativo attraverso la società e che quindi fu costretto a dimettersi dopo 2 anni del mandato. Quindi io ritengo, signor Presidente, che non sia sufficiente oggi, attesa l'esperienza che abbiamo già vissuto nel 2012, che non sia sufficiente oggi semplicemente un'autodichiarazione. Perché 5 anni fa si è dimostrata inveritiera sia l'autocertificazione sia anche il parere che l'amministrazione comunale diede, pur conoscendo gli atti di quelle azioni date dall'amministrazione comunale a capogruppo della nuova Partito Democratico. Faccio peraltro presente, come l'ottimo consigliere Maestrai ha rinvenuto in fase di campagna elettorale, che aveva un candidato con la lista obiettivo comune del signor Monaghesi, Mirta Manizza, ha avuto continuamente, aveva avuto in modo continuativo, è stata eletta, ma questo è solo un caso della storia cittadina negli ultimi tempi, e ha avuto in termini continuativi, io delle delibere del 2015, del 2014, del 2013, continue azioni e emolumenti per quale ditte abituali fornitrici di servizi all'amministrazione comunale. Ditte individuale deve verificare l'esistenza o meno di cause di incompatibilità dettata dalla norma, dalla legge statale, del Statuto sugli enti locali, perché dello Statuto del comune sindacale, quanto meno lo dico si chiede la maggioranza. Ma è un messaggio che sia contagioso per tutta la classe politica italiana. Chi vuole fare la politica lo faccia in una logica. Così come sono certa che lo sia per i miei colleghi. Ma questa nostra elezione è anche un segno tangibile che una parte sicuramente non trascurabile della cittadinanza di Senigallia ha fortemente sostenuto l'ingresso nelle istituzioni della città di persone che si presidenza di un consiglio comunale tengano questa figura come una figura speciale, una figura che sappia porsi al di sopra delle parti. E allora io penso che sia necessario che una carica che riceve un compenso di poco più di 1.000 euro, 1.200, 1.300, non so più preciso, qualora fossi io designato come presidente, dimezzerò il compenso, quindi il 50% che andrà destinato a rotazione. Sottolineo che questa è una carica che dovrebbe trovare la condivisione del Consiglio Comunale e non essere oggetto di... Grazie per la precisazione, consigliere Parisi. Altri interventi? Non ci sono altri interventi, quindi possiamo procedere con la distribuzione delle schede.
partecipazione. Ramazzotti Ilaria, con delega alle politiche per lo sviluppo sostenibile, la gestione integrata dei rifiuti. Delega del vice sindaco va all'assessore Maurizio Memeni. Mi riserverò, lo anticipo, di individuare consiglieri delegati per altre funzioni che il sindaco ha trattenuto per sé e che verranno assegnate